Venezia, città dell'amore per eccellenza, diventa da quest'anno anche la capitale della giornata degli innamorati. La festa di San Valentino entra infatti a pieno titolo nel calendario dei grandi appuntamenti del capoluogo lagunare, promossi dall'amministrazione comunale per la regia di Venezia Marketing ed Eventi e con la collaborazione del Casinò municipale. E se Love, il bacio collettivo in piazza, è ormai il simbolo nel mondo della notte veneziana di San Silvestro, l'emblema di San Valentino sarà il Ponte dell'Amore, un angolo molto romantico creato sia in piazza San Marco che in piazza Ferreto a Mestre, dove gli innamorati potranno farsi fotografare e scambiarsi ancora una volta la loro promessa di eterno amore. A questa nostra iniziativa, ovviamente promossa dall'amministrazione comunale, hanno aderito tutte le associazioni di categoria con diverse articolazioni, dagli albergatori agli esercenti, ai commercianti, alle varie realtà delle imprese del territorio, sia a Venezia, ripeto, che in terraferma, e hanno messo in rete tutte le promozioni che vengono fatte a vario titolo in questa circostanza. Venezia offre insomma agli innamorati che vogliono festeggiare in laguna San Valentino una giornata davvero indimenticabile, che potrebbe cominciare la mattina con una suggestiva gita in barca grazie alle tariffe promozionali di Ali Laguna o con una passeggiata in centro ammirando magari le vetrine in rosso dedicate proprio alla festa degli innamorati. E poi potrebbe continuare pranzando in uno dei ristoranti del circuito Venice Quality Food, che hanno predisposto un apposito menù degli innamorati, mentre per la sera il suggerimento è quello di prenotare una cena romantica a lume di candela al Casinò, con la possibilità magari anche di vincere uno dei 2 anelli in platino che saranno estratti tra i clienti, uno nella sede di Venezia e l'altro in quella di Mestre. Senza dimenticare l'opportunità, per chi potrà fermarsi a Venezia già dalla giornata di venerdì, di usufruire della tariffa promozionale 3 notti al prezzo di 2 negli alberghi veneziani che hanno aderito a questa iniziativa. L'idea sembra vincente. Venezia, capitale degli innamorati, diventa anche capitale della giornata di San Valentino. Beh, sembra un assurdo che la città degli innamorati per eccellenza nel mondo non avesse nel suo palinsesto la festa di San Valentino. Abbiamo rimediato a questo errore e siamo convinti che anche se questo è l'anno zero, per il futuro questa festa potrà essere un cult e Venezia potrà essere frequentata in un periodo storicamente di bassa stagione e quindi questa festa potrebbe anche essere un grande vantaggio per tutte le categorie economiche della città. Inoltre una ulteriore occasione per fare sistema, come lei chiede un po' alla città e alle categorie anche produttive. In questa città ci sono tante energie, il vero problema è che manca sempre il fare sistema tra le energie del pubblico e del privato. Io penso che se riusciamo a lavorare assieme gli obiettivi possano essere condivisi e i risultati e il benessere per la città potranno essere grande soddisfazione per tutti. Tutte le iniziative a favore degli innamorati si possono trovare sul sito ufficiale www.sanvalentino.venezia.it. Noi abbiamo creato un sito che raccoglie tutte queste proposte e che abbiamo visto in questi giorni è già molto visitato, quindi buon San Valentino a tutti già da quest'anno e poi naturalmente per il futuro faremo ancora meglio.